Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP del Tribunale di Nuoro Alberto Cubeddu, 21 anni di Ozieri, accusato di essere responsabile insieme al cugino Paolo Enrico Pinna dell'omicidio di Gianluca Monni, il giovane di Orune ucciso a fucilate la mattina dell'8 maggio 2015, ma anche dell'omicidio e della distruzione del cadavere di Stefano Masela, il 29enne di Nule, sparito la sera prima del delitto di Orune, e la cui auto è stata utilizzata dai presunti assassini per compiere l'omicidio. L'interrogatorio di garanzia si è tenuto stamattina nel carcere nuorese di Badecarros, dove il giovane è rinchiuso dal giorno dell'arresto con gravissime imputazioni. Il legale di Cubeddu ha spiegato la scelta del suo assistito col fatto che non siano ancora disponibili gli atti alla base della misura cautelare. Nelle prossime ore dovrà essere sentito dagli inquirenti per l'interrogatorio di garanzia anche Paolo Enrico Pinna, il giovane 18enne di Nule, minorenne all'epoca dei fatti rinchiuso nel carcere minorile di Quartuccio. Sarà sentito dal GIP del Tribunale dei minorenni di Sassari. Il giovane, che per vendicare un affronto, secondo l'accusa, non ha esitato a uccidere Monni e a attribuire la colpa del delitto a Masala. Bisognerà vedere quale sarà la sua linea difensiva. Della facoltà di non rispondere si è avvalso anche Antonio Zappareddu, il 26enne di Pattada, arrestato per possesso di armi, ma estraneo ai due delitti. Per gli inquirenti i fatti sono chiari e le misure cautelari sono state giustificate dalla pericolosità sociale di Pinna e Cubeddu.